Inchiesta sui test rapidi dopo le intercettazioni, Crisanti si dimette dall'Università in Veneto, clima intimidatorio. Il 7, ancora una segnalazione, anziano disabile costretto a attendere un anno per un accertamento. Caso San Lazzaro, spacca la giunta, il sindaco Pavan sconfessa l'assessore Viero. Vandalismi in paese, sindaco Morena Martini esasperata, posta le foto sui social. Dopo la corsa al pieno dell'ultimo dell'anno, distributori semideserti, cittadini esasperati dai rincari. Palazzo Bonaguro, dopo la segnalazione di Rete Veneta, la risposta del vice sindaco Zonta: non deve succedere. Domani funerale di Mariangela Sarto, il marito Giorgio Miatello migliora ma non può essere sentito dal magistrato. Dal 1° gennaio rivoluzione sul costo dei rifiuti, ogni svuotamento in più del secco costerà 5 euro. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. La prima notizia del nostro telegiornale è una segnalazione, l'ennesima segnalazione che riguarda un caso di disorganizzazione all'interno dell'UL7 Pedemontana. Anno nuovo, problemi vecchi. Continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni di problematiche nell'ULS7 Pedemontana, come nel caso del signor Paolo, nome di fantasia a tutela della sua privacy. Anziano, disabile, con serie problematiche respiratorie e apnee notturne. Tra i vari esami urgenti da fare, il medico gli ha indicato anche la polisonnografia. La polisonnografia a Bassano ci vuole il tempo di attesa 1 anno e privatamente non possiamo permettercelo. Già che il dottor Bramezza ha detto che ha risolto tutti i problemi, io vedo l'ospedale quando vado dentro vuoto, mio papà ha un'invalidità e deve anche dormire con l'ossigeno. Mi chiedo se il direttore generale e il direttore sanitario sanno cosa significa essere in mezzo alla medicina. In base a quanto ci riferisce la figlia del signor Paolo, più volte avrebbe sollecitato il CUP, ma ecco cosa si sarebbe sentita rispondere dagli operatori. Noi abbiamo questi ordini dall'alto, dalla direzione generale. Questa la ricostruzione dei fatti, secondo la famiglia del signor Paolo. Come sempre i nostri microfoni sono a disposizione dell'ULS7 per fornire chiarimenti sulla vicenda e come sempre la segnalazione riguarda problemi gestionali, organizzativi. Medici e infermieri continuano a ricevere apprezzamenti. Intanto quel che resta nei pazienti e in chi vive disagi del genere è amarezza, sconforto e un dubbio costante. Mi sembra veramente assurdo quello che sta succedendo all'ospedale di Bassano. Restiamo in tema di sanità con le parole del professor Crisanti. In Veneto un clima intimidatorio con chi non è allineato. Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa orrore. Parole di Andrea Crisanti dopo la messa in onda nella trasmissione Report di lunedì sera di un servizio sulla gestione dell'emergenza Covid in Veneto. Nel servizio erano rivelate anche le intercettazioni legate all'inchiesta avviata dalla Procura di Padova, nelle quali il governatore Luca Zaia diceva di lui «stiamo per portarlo allo schianto» durante una discussione con il direttore di Azienda Zero. Intercettazioni che per Crisanti metterebbero in evidenza il coinvolgimento diretto del governatore Zaia nell'aver orchestrato una campagna denigratoria nei suoi confronti per arrivare a un provvedimento disciplinare. Parole pesanti che il docente dimissionario dall'Università di Padova con una PEC formalizzata all'ultimo dell'anno proferisce in una serie di interviste rilasciate alla stampa veneta e nazionale. Ma quel che ha colpito maggiormente la politica regionale è questa frase di Crisanti. Io penso che sia giunto il momento di farsi delle domande e denunciare il clima di intimidazione a cui in Veneto è sottoposto chiunque non sia allineato con la narrativa della regione. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Bassano, ci spostiamo a San Lazzaro con le dichiarazioni del sindaco Elena Pavan che sorpassano o bypassano, come direbbe il primo cittadino, anche l'assessore Viero.
Su San Lazzaro, Elena Pavan mette la freccia e supera il suo assessore all'urbanistica Andrea Viero, lasciando ulteriormente perplessi i cittadini che già stanno masticando amaro la definizione di luogo infelice fornita dalla sindaca riguardo all'area interessata dal maxi progetto che potrebbe portare centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, asfalto e cemento nell'ultimo lembo di campagna bassanese. La dichiarazione è contenuta in un'intervista rilasciata a un quotidiano locale dal sindaco, che nel finale dice anche che su San Lazzaro il Consiglio Comunale potrà benissimo esprimere parere sfavorevole, ma può essere poi bypassato in Regione. Ma come? Non si era detto che il parere del Consiglio Comunale, pur non essendo vincolante, è di solito tenuto in altissima considerazione in questi casi? Giusto per riportare la faccenda alle sue dimensioni originali, ecco cosa aveva detto il 24 giugno ai nostri microfoni l'assessore all'urbanistica Andrea Viero. Sull'area ovest le perplessità sono molto elevate, per cui la maggioranza è orientata proprio verso il no. Sulla parte quella a destra è aperto un tavolo molto sereno, molto tranquillo con la proprietà. Altro che verso il no. In 2 righe la sindaca smonta quel che il suo assessore ha sostenuto per mesi, ovvero che l'ultima parola spetta comunque all'Assemblea cittadina, alla faccia della tanto sbandierata partecipazione e delle prese di posizione tanto chiare quanto preoccupate da parte della città. Resta da capire cosa ne pensi Viero, sorpassato a destra, anzi, come direbbe la sindaca, bypassato. Ora ci spostiamo a Rossano Veneto, dove sono in azione, come in altre zone della Pedemontana, del Bassanese, giovani e giovanissimi autori di vandalismi, tanto che il sindaco Morena Martini ha deciso di postare una foto sui social. Volutamente ho messo la foto in Facebook dicendo che il nostro sistema di videosorveglianza identifica moltissimi di loro, per dare loro la possibilità di venire prima di tutto a scusarsi e poi anche a chiedere aiuto, perché a parte dei ceffoni che io se fossi genitori darei, ma sono sicuramente ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati. Come sempre non le manda a dire Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto, alle prese con gruppi di minorenni che fra vandalismi, schiamazzi e comportamenti scorretti stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini. E proprio grazie ai suoi concittadini la sindaca è riuscita a identificare alcuni dei giovani. Abbiamo trovato su segnalazione dei ragazzi, li abbiamo identificati, che uscivano dal cantiere dell'asilo che stiamo ristrutturando. E questo gruppo è anche il gruppo che si raduna, sono molti di più, vengono anche da altri comuni, nello stabile di Fontallegra, con atteggiamenti molto pericolosi per loro, perché abbiamo fotografie che camminano sul cornicione e quant'altro. L'amministrazione ha avvertito subito i proprietari dell'edificio, ma a destare preoccupazione non sono solo i comportamenti a rischio da parte dei giovanissimi. La parte che ci preoccupa di più però sono sicuramente gli atti di vandalismo all'interno del parco e il comportamento che questi ragazzi hanno nei confronti degli adulti, delle mamme, che li fermano per dire che certe cose non si fanno, oppure che certi schiamazzi non si fanno. Ieri hanno fatto scoppiare dei petardi vicino a dei bambini e quindi proprio azioni incommentabili. La sindaca ricorda come il centro sia completamente videosorvegliato e invita le famiglie e gli stessi giovani a farsi vivi per un colloquio. E ripeto ancora a loro e ai genitori, che sicuramente li hanno riconosciuti, le porte della nostra Polizia Municipale sono aperte per un colloquio. In questo periodo arrivano tantissime notizie relative a piccoli e grandi, odiosi a volte atti vandalici, come vi abbiamo raccontato in questi giorni nei nostri telegiornali. Potete segnalarcene anche voi tramite WhatsApp con una mail, con qualche foto, informazione al 340 321 8379, oppure via mail a redazione@reteveneta.it. Le porteremo all'attenzione di chi di dovere. Una segnalazione che era arrivata nei giorni scorsi riguardava l'impossibilità per una persona con disabilità di accedere a una mostra in un palazzo storico di Bassano. Abbiamo chiesto conto all'assessore. Ieri un nostro telespettatore, il blogger bassanese Luca Faccio, ci ha chiamato per segnalare un problema di accessibilità alla mostra allestita a Palazzo Bonaguro per chi è costretto su una sedia a rotelle. Come sempre abbiamo raccolto la segnalazione per portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale, che per voce del vice sindaco Andrea Zonta risponde così. Mi dispiace sempre quando una persona con
con basse possibilità di mobilità non riesce ad accedere o a camminare lungo la strada. E il percorso da fare per quanto riguarda le barriere architettoniche è lungo, è iniziato. Ci concentreremo anche su Palazzo Bonanguro, un palazzo che ha bisogno di una ristrutturazione importante, in cui stiamo facendo degli eventi. L'ascensore, come avete visto, era funzionante, qui andremo a capire quale informazione sbagliata sia stata data. L'accesso sui 2 gradini sinceramente potrebbe anche essere risolvibile con un qualche sforzo in più tecnico edilizio. Nel ringraziare la segnalazione e magari nel rammaricarci che sia accaduto qualcosa, vorremmo assicurare tutti che stiamo lavorando il più possibile per poter risolvere anche queste situazioni. E sono le segnalazioni che arrivano spesso alle associazioni del territorio, che poi vengono trasformate in azioni anche civili per il futuro della Pedemontana. Le associazioni hanno deciso di mettersi in rete. Dialogo, partecipazione, la richiesta di essere ascoltate. Questo spinge 13 associazioni della Pedemontana a fare rete e costituirsi in associazione di associazioni. Avviata a fine 2022 l'area urbana pedemontana, che conta 13 comuni, adesso la parola d'ordine deve essere partecipazione. Le associazioni intanto chiedono chiarimenti, chiedono di essere informate. Sono contente di questo processo che parte, però pensano di diritto, proprio perché la Commissione europea lo prevede, che la progettazione deve partire dal basso, chiedono di essere coinvolte, informate e coinvolte. Porte aperte a chiunque voglia partecipare al tavolo, precisano le 13 associazioni che si ritroveranno il 13 gennaio a Breganze. Nel frattempo, come primo atto, è stata protocollata una lettera ai sindaci del territorio. I cittadini chiedono di decidere del loro futuro. I comuni spesso dimenticano il valore della partecipazione una volta archiviata la campagna elettorale. Il territorio è la maggiore ricchezza di quest'area, precisano le associazioni. Quella del preservare il suolo per la sua irriproducibilità è una opzione importante e basilare, per garantire un futuro di qualità, ma anche un futuro economico alle nostre zone, perché il nostro territorio si è sempre basato su queste risorse, l'acqua e il suolo. Il prezzo della benzina è cresciuto, ma questo lo sapevamo già. Siamo andati a vedere i distributori, come sta andando. È 2 giorni che lavorate un po' a rilento. Certo, tra ieri e oggi abbiamo visto un calo di clientela, sì. In compenso il 31 di dicembre abbiamo avuto parecchio da fare. Sono giorni di lavoro a rilento per i gestori di pompe di carburante dopo la corsa al pieno del giorno di San Silvestro. Il ritorno delle accise ha portato un immediato rialzo dei prezzi, ma non è finita qua, confessano i gestori, che già pesa sulle tasche dei consumatori. Gli aumenti, ci conferma Simona, che gestisce questo impianto di Bassano, sono scattati con il rintocco della mezzanotte 2023. Noi siamo venuti qua la notte del 31 a cambiarlo poco dopo mezzanotte, ecco, perché appunto il decreto legge scadeva alla mezzanotte del 31 dicembre. Ai cittadini non resta che constatare amaramente come alla colonnina la quantità di carburante che finisce nel serbatoio sia inversamente proporzionale ai soldi da pagare. Meno benzina, conto più salato. Fatta anche a 1,69, 1,59, 1,69 ultimamente, quindi è aumentato un bel po'. È una delusione questa. Come tutto del resto, perché tra le bollette e cose varie, adesso anche la benzina, va bene così, andremo avanti come si può. Aumenta sempre di più la benzina. E in questo momento la gente non sa cosa fare e allora mette dentro 5, 10, 15, 20 euro. È alta la differenza, però bisogna accontentare, cioè serve, quindi. E cosa ne pensa di questo aumento, secondo Siamo in mano di Dio, perché io non voglio approfondire in un discorso politico. Ormai ho una certa preparazione sia a monte e di età, preferisco tacere perché non c'è più niente da dire.
Passiamo alla cronaca con una notizia arrivata poco fa in redazione riguardante un incidente avvenuto a un pilota di parapendio tedesco finito nel pomeriggio di oggi su un albero con appunto il suo parapendio. L'incidente è avvenuto a poca distanza dall'area del Collo da Beppi a Borso del Grappa. Sul posto i sanitari del 118 e il soccorso alpino per il recupero. Contemporaneamente si stava preparando al decollo l'elicottero da Belluno, ma l'intervento non è stato necessario, il volo è stato infatti annullato. Il pilota è stato portato a terra con le tecniche di tree climbing da una squadra di 4 tecnici del soccorso alpino giunti con il medico e l'infermiere del SUEM. Il rientro è avvenuto poco fa e adesso vediamo le altre notizie dal territorio. Paura e danni a Bassano per un incendio che ha colpito i bagni pubblici di Viale De Gasperi. Il rogo, innescato probabilmente da un cortocircuito, ha distrutto parte dei servizi, ma è stato domato dai vigili del fuoco. A Cartigliano lo sportello lavoro, punto di riferimento molto utilizzato per chi offre lavoro e chi cerca un'occupazione, resterà chiuso al pubblico per l'intera durata delle vacanze natalizie e riaprirà il 9 gennaio. Spostiamo a San Martino di Lupari, ma migliorano infatti le condizioni di Giorgio Miatello, ma non può ancora parlare con i magistrati. Le condizioni di Giorgio Miatello, il pensionato 89enne massacrato secondo l'accusa dalla figlia diletta, migliorano. L'uomo però non è ancora in grado di parlare con gli inquirenti. Al suo capezzale lo scorso 31 dicembre si sono presentati il PM Marco Brusegan e il medico legale. Il magistrato era pronto a sentire l'89enne, ma doveva ottenere il via libera dal medico legale Rafi El Mazzoum. Via libera che però non è arrivato. Dopo la visita, infatti, il dottore ha stabilito che l'uomo non può ancora reggere la tensione di un interrogatorio che è stato quindi rimandato a data da destinarsi. La testimonianza del padre è evidentemente fondamentale nel quadro accusatorio che vede nella figlia diletta, rinchiusa nel carcere veronese di Montorio, accusata dell'omicidio della madre Mariangela Sarto e del tentato omicidio del padre. Domani, inoltre, si svolgeranno i funerali di Mariangela Sarto nel Duomo di San Martino di Lupari. In paese sono state diffuse anche le epigrafi che non riportano il nome della figlia diletta. La tua morte, in attesa rapida, si legge, lascia un gran vuoto in tutti coloro che ti amarono, seguito poi dal ricordo del marito Giorgio, la figlia Chiara e i nipoti. Domani quindi il saluto a Maria Angela, una donna che i vicini descrivevano come sensibile e taciturna, che parlava poco ma che aveva gli occhi sofferenti per una figlia diletta con cui i dissidi erano sempre più pressanti. Cambiamo ancora argomento, vediamo le novità per la raccolta dei rifiuti. Il dado è tratto. ETRA, la multi-utility che si occupa della raccolta di rifiuti in molti comuni dell'Alta Padovana, ha deciso gli svuotamenti aggiuntivi del rifiuto secco costeranno 5 euro più IVA ciascuno. L'obiettivo è ridurre la produzione di rifiuti non riciclabili, così come impone l'autorità di controllo nazionale, ed educare alla raccolta differenziata per la tutela dell'ambiente, fa sapere ETRA. Le nuove regole sono state attivate dopo un periodo di prova iniziato a partire da luglio dello scorso anno. Già nel 2022 i cittadini hanno visto in bolletta i loro consumi in maniera da evitare gli eccessi. Dal 1 gennaio gli svuotamenti aggiuntivi saranno pagati 5 euro più IVA. Manca ancora qualche giorno alla fine di queste festività, ma continuano ad arrivare i vostri presepi. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild.
Tante notizie dall'attualità di questi giorni, approfondimenti nel talk di questa sera con il direttore Luigi Baccialli, che avrà come ospite alle 21:15 Anna Maria Bigonna, Gianangelo Boff, Pietro Dalla Libera, Giorgio Pasetto, Pietrangelo Pettenò, Laura Puppato e Paola Roma. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo